Siamo in diretta, a Trieste in diretta, l'appuntamento del pomeriggio per parlare della nuova era ad Insiel con il nuovo presidente Simone Puksic, che innanzitutto ringrazio per essere qui con noi questo pomeriggio. Grazie per essere con noi. Grazie a voi per l'invito e buonasera a tutti. Allora, quello che lei sta cercando diciamo, di fare con il gruppo dirigente è, diciamo così, varare una nuova era, un nuovo assetto, una nuova visione di questa azienda che, lo dicevamo proprio qualche istante fa, fuori onda, entra nelle vite dei cittadini molto spesso, anche quasi ogni giorno, ma spesso i cittadini stessi non si accorgono di quello che fa ed è fondamentale, insomma, per l'architettura diciamo così, informatica del Friuli Venezia Giulia. Che cosa state facendo a partire dall'inizio del suo mandato? Qual è l'obiettivo? Allora, diciamo intanto che cosa fa Insiel. Insiel è l'azienda che si occupa di informatica pubblica in Friuli Venezia Giulia, e quindi quando parliamo di regione, enti locali, sanità e tutta l'infrastruttura di telecomunicazioni pubblica che abbiamo posato in fibra ottica in regione, quello è quello che fa Insiel. Io sono stato nominato verso fine 2014 e quando sono arrivato ho trovato veramente un'eccellenza, un'azienda che nasce nel 1974, quando diciamo l'informatica era qualcosa che si respirava nell'aria, non era una cosa ancora così famosa come oggi, come è diventata appunto nella vita di ciascuno di noi. È un'azienda che poi è cresciuta molto, che è stata e che oggi è totalmente partecipata da Regione, quindi è una in-house regionale, e ho trovato un'eccellenza ricca di persone dalle competenze assolutamente incredibili, fantastiche, molto competenti, che opera ad altissimo livello di impegno, che diciamo non è sempre stata considerata così strategica come invece secondo me, secondo la giunta che mi ha dato questo mandato e la Presidente Serracchiani, è effettivamente un'azienda che può essere un modello di innovazione per il territorio, che può essere centrale nella vita dei cittadini perché porta una serie di benefici dettati proprio dalle tecnologie informatiche, quindi non lo so, per esempio pensiamo ai dispositivi mobili, agli smartphone che tutti noi abbiamo, oggi quanto sia importante fruire dei servizi che la pubblica amministrazione, che la sanità o che il comune, che la regione erogano direttamente da quei dispositivi. Certo. Ecco, questo è quello che noi ci stiamo impegnando a fare, cambiando proprio il modo in cui l'azienda opera, avendo rimesso al centro della nostra strategia il cittadino. Anche perché proprio, per esempio, no, citando esempi pratici anche per far capire a casa tutto questo nuovo sistema di prenotazione online, per esempio delle visite ospedaliere con cui i cittadini via via insomma prenderanno confidenza, più facile per quelli giovani, ma ora insomma anche i più anziani si stanno attrezzando, e c'è da dirlo anche nella nostra città Trieste, insomma è un qualcosa, è una piattaforma informatica con cui pian pianino tutti verranno a conoscenza e tutti si confronteranno, diventerà il nuovo desk, diciamo, a cui rivolgersi, per citare un esempio tra i tanti. Esatto, è un esempio assolutamente concreto, perché pensiamo che tutti noi in tasca abbiamo un dispositivo molto spesso connesso a internet, dal quale utilizziamo quotidianamente app piuttosto che servizi. Allora, uno dei pilastri sui quali si fonda questo nuovo modello che stiamo portando di azienda, che vede in una profonda riorganizzazione sia nei processi sia nel modo in cui le persone lavorano tra di loro, uno di questi 4 pilastri è appunto la trasformazione e un altro è la semplificazione. Quindi semplificare nel modo più facile possibile e fruibile a ciascuno dei cittadini della nostra regione e anche degli utenti che utilizzano i nostri applicativi, i nostri servizi, farlo in maniera che sia assolutamente semplice, che sia proprio a portata di click molto spesso. Ecco, domanda forse scontata, ma insomma nella Silicon Valley un trentenne alla guida di un'azienda informatica sarebbe la normalità, anzi sarebbe addirittura quasi vecchio, tra virgolette, per certi canoni. In Friuli Venezia Giulia, in Italia, nella nostra regione, è un qualcosa insomma di nuovo, per dire la verità. Cosa porta un giovane in una realtà del genere in cui chiaramente le conoscenze, le competenze dei più giovani sono uno strumento fondamentale poi per innovare? Allora, diciamo che la mia nomina, che direi che è assolutamente un'anomalia a livello di sistema Italia proprio, infatti sono il più giovane presidente di una in-house partecipata da regione, ce ne sono 15 in Italia, sono il più giovane italiano, mi trovo molto spesso a questi tavoli di confronto tra le altre aziende dove diciamo, i miei alter ego, gli altri presidenti hanno un'età chiaramente più
più elevata, diciamo, sono un po' più stagionati, ecco, diciamola così. E che cosa può portare un giovane? Beh, intanto può portare il dinamismo che fa parte di me e l'entusiasmo. Non che un diversamente giovane non abbia, perché molto spesso anche chi ha un po' più di anni ha Certo. ha entusiasmo e ha grinta da vendere, però può portare una cosa in più che è la visione centrata sulla vita di un trentenne che vede davanti a sé i prossimi 40 anni e che quindi immagina il futuro non solo per sé ma anche per la propria famiglia. Io tra pochi mesi mi sposerò, probabilmente avrò dei figli, spero, e quindi penso al nuovo sistema digitale che stiamo improntando, che vede il cittadino al centro, come un sistema che possa erogare servizi non solo a me e alla mia famiglia, ma ai miei figli e quindi a tutto il sistema che ne deriva. Quindi immagino una scuola digitale, immagino una sanità che riesca, insomma, attraverso i sistemi più innovativi che ci sono oggi ad essere veramente presente e a portare veramente livelli di servizio altissimi. Immagino una pubblica amministrazione dove tu puoi operare direttamente online, direttamente via web, quindi non è così indispensabile poi andare a fare la coda allo sportello. Non che debba mancare il presidio, diciamo, territoriale del comune, che è invece un servizio utilissimo, però dobbiamo comunque mettere il cittadino nella condizione di poter fare anche le cose, magari da casa sua, magari in mobilità, come facciamo tutti, insomma, ormai. Mi viene spontanea una domanda, secondo lei ce la faremo ad eliminare la carta entro, se non sbaglio, 2 anni? Non mi ricordo la direttiva ministeriale che, insomma, ho letto un'agenzia qualche mese fa, mi pare si parlava di 2 anni. È effettivamente realistico, visto, insomma, lo chiedo a un informatico? Allora, diciamo che il percorso che sta portando avanti l'Italia attraverso l'Agenzia per l'Italia Digitale, che è il referente italiano che segue questi temi, ha messo un timing e un'agenda, appunto l'agenda digitale, molto diciamo sfidante, e quindi ha messo nella condizione di sfidare, di sfida, e a noi sinceramente piacciono molto le sfide, l'obiettivo di ridurre l'utilizzo di carta e di portare quindi il cittadino effettivamente a utilizzare il servizio online. Io sono convinto che noi riusciremo sicuramente a semplificare la vita del cittadino. 2 anni è un obiettivo particolarmente sfidante, ce la mettiamo tutta. 2 cose che posso citare però ai nostri telespettatori che abbiamo fatto e che secondo me meritano di essere raccontate sono intanto l'introduzione della fatturazione elettronica. È entrata questa nuova normativa quasi ormai un mese fa, il 31 di marzo alla scadenza, dove i fornitori per operare con la pubblica amministrazione devono per forza utilizzare un sistema di fatturazione elettronica. E questo che nel prossimo anno diventerà poi, lo è già oggi come possibilità, ma probabilmente diventerà vincolante anche nelle operazioni tra privati, tra aziende, quindi cambierà drasticamente il modo in cui le aziende operano, i cittadini operano e anche la pubblica amministrazione, riduce, diciamo, gli sprechi e aumenta la competitività. Un altro tema che si può portare all'evidenza dei telespettatori, che abbiamo portato ormai anche questo da un mese, abbiamo digitalizzato totalmente il sistema, per esempio, con cui i direttori centrali della regione muovono e utilizzano tutto il sistema dei decreti. Quindi digitalizzato tutto il sistema di decreto digitale, e questo chiaramente è un notevole risparmio non solo di tempo, ma è un diciamo, risparmio anche di denaro nel momento in cui tu non devi più stampare ogni singolo foglio, vidimarlo, timbrarlo e mandarlo avanti, Certo, e quindi certo. c'è un risparmio evidente. Mi viene spontanea collegata a questi discorsi, diciamo così, di digitalizzazione un po' della società in qualche modo, no? Dal suo punto di vista, come si fa per esempio in una città come Trieste, che stando agli ultimi dati siamo la città più vecchia al mondo in rapporto al numero di abitanti, abbiamo superato addirittura una città giapponese che deteneva questo record, che da una parte è certamente positivo perché evidentemente c'è una qualità della vita che permette di vivere a lungo, dall'altra parte insomma anche le persone in là con gli anni devono giocoforza, insomma, iniziare a impratichirsi, a smanettare, come si dice in gergo, perché altrimenti tra qualche anno potrebbero trovarsi in difficoltà. Dal suo punto di vista come si fa? Perché insomma è un impatto forse duro, poi però via via, io lo vedo con i miei genitori che non sono così anziani, ma insomma che hanno iniziato questo percorso. Allora, intanto mi permette di dire che io sono di Udine, a Trieste, diciamo, me ne sono innamorato, cioè una persona non può non innamorarsi di una città così bella, e infatti non solo la qualità della vita, ma la qualità degli edifici, diciamo, dell'architettura di Trieste, della storia di Trieste e della cultura che ha accumulato nel corso del tempo è una cosa assolutamente affascinante, e che quindi, diciamo, è di per sé un valore aggiunto che ha la nostra regione, tra molte città che sono così.
Come possono fare le persone più, diciamo, stagionate ad avvicinarsi al digitale? Questo è un tema che è sicuramente all'attenzione della regione, dell'amministrazione regionale e all'attenzione anche di INSIEL, che vuole essere un attore, diciamo, io lo vedo molto come sia il motore dell'innovazione di questa regione, quindi riuscire a creare un ecosistema dove cittadini, imprese e pubblica amministrazione attraverso INSIEL e per il tramite di INSIEL riescano a collaborare tra di loro, ma la vedo anche come un compito istituzionale di diffusione di cultura digitale. Cioè noi dobbiamo mettere i cittadini nella condizione di avere delle competenze digitali nel loro DNA, nella loro, diciamo, cassetta degli strumenti, come la chiamo io, che li metta nella condizione di poter utilizzare nel modo più semplice possibile gli strumenti e le nuove tecnologie. Penso per esempio agli smartphone piuttosto che ai tablet. Quindi stiamo immaginando un percorso di accompagnamento. Adesso ci stiamo concentrando molto sul filone scuola e quindi sul filone anche docenti, e quindi dirigenti scolastici, e quindi tutto l'ecosistema che gira attorno alla scuola, perché siamo convinti che partire dalla scuola, partire dai ragazzi sia, diciamo, il punto da cui bisogna partire, no? Perché tu guardi al fatto che loro saranno poi i cittadini del domani, che saranno quindi utenti anche di servizi digitali e devono essere consapevoli di farlo in un modo corretto. Parallelamente vogliamo anche iniziare ad affiancare, diciamo, gli over 65, che sono Certo. quella fascia d'età che necessita di un affiancamento nell'imparare ad utilizzare sistemi che però, e io l'ho visto perché ho tenuto diversi corsi a over 65, mi sono reso conto che c'è intanto la voglia di mettersi in gioco, di riscoprire un sistema nuovo, e poi una volta che iniziano ad utilizzarlo capiscono che non è poi così difficile farlo. Certo, anche perché insomma io vedo in particolare una cosa che proprio a livello di strumenti, per certi c'è il passaggio, diciamo così, del rapportarsi al computer. A questo si aggiunge l'attuale tecnologia che è sostanzialmente touch e sono due passi non facilissimi, non solo il computer ma anche approcciare con una tecnologia in cui non ci sono nemmeno più i tasti e per tanti insomma non è facile. Sì. Le racconto un aneddoto simpatico che mi hanno raccontato. Un amico mi raccontava che suo figlio, diciamo molto piccolo, 3-4 anni, chiaramente usava il tablet di casa per, non so, usare un'app piuttosto che provare a disegnare qualcosa. E poi a un certo punto vede che si alza, va verso un libro e nello stesso modo in cui sfogliava le applicazioni sul tablet, cerca di sfogliare il libro. La stessa cosa poi l'ha fatta anche sulla televisione. Quindi concetti e quindi pretende anche che i sistemi che lui ha, che possa essere il libro, che possa essere la televisione, che possa essere un qualsiasi gioco, abbiano questo tipo di capacità tattile di utilizzo. Perché le nuove generazioni, mentre per alcuni, diciamo, è un capire come funzionano i sistemi digitali, ci sono delle generazioni che ce l'hanno nel DNA, sono i cosiddetti nativi digitali, persone che sono nate in un mondo in cui ormai lo smartphone piuttosto che il tablet sono all'ordine del giorno e li usano tranquillamente e sono proprio i più piccoli. Devo dire che veder tacciare un libro a me fa quasi paura. Anche a me fa paura, tra l'altro sono un profondo sostenitore del libro di carta nelle scuole, cioè io sono convinto che io diciamo ho studiato con il libro, quindi sottolineavo e prendevo appunti sul libro. Chiaramente il libro ha, sebbene abbia la capacità di poter far prendere appunti, non ha quelle capacità che può avere un tablet, ovvero può essere connesso alla rete, mi permette di condividere documenti con altre persone, mi permette di accedere a delle banche dati anche gratuite, pensiamo a Wikipedia, dove trovo praticamente qualsiasi tipo di informazione. Io sono per un affiancamento al libro di carta e alla metodologia che utilizziamo ormai, che viene utilizzata la più diffusa nelle scuole, un affiancamento di dispositivi che permettono ai ragazzi di fare cose che il libro purtroppo non permette. Quindi io le vedo in affiancamento ma non in sostituzione. Allora, siccome siamo passati, diciamo così, dagli over ai giovanissimi, c'è da dire un'altra cosa, che INSIEL rappresenta anche a casa nostra un'opportunità per giovani talenti del settore di non andare altrove, di non andare via dalla nostra regione, ma insomma molti anche dall'Italia, ma restare a fare un lavoro molto professionalizzante qui. E insomma ce ne sono tanti di esempi, insomma, ne conosco diversi anche di triestini e non solo che lavorano in INSIEL e sono diciamo delle teste anche molto, molto importanti. Persone di una competenza rara. Questo è tipico, diciamo, nel settore informatico. In questo momento c'è una richiesta fortissima di personale qualificato. Io vengo, diciamo, da un'esperienza che negli ultimi 3 anni mi ha fatto visitare il territorio, visitare le piccole e medie imprese, e la cosa che più queste imprese richiedono sono proprio persone qualificate. INSIEL al suo interno ha moltissimi talenti, anche giovani,
Prevediamo, diciamo, nei prossimi 3 anni, a seguito di un percorso che accompagnerà la pensione, alcuni colleghi che ormai per raggiunti i limiti di età chiaramente hanno la possibilità di poterlo fare, prevediamo anche di poter avvicinare e attrarre a noi 50 giovani talenti che siano le menti più brillanti da poter far crescere in azienda, e io mi auguro un giorno poter prendere il mio posto o addirittura il posto del direttore generale, Certo. perché quale sarebbe la cosa migliore se non il lascito di un presidente di un'azienda così, un ragazzo di 31 anni, poter lasciare il testimone a uno magari della mia età, magari con qualche anno in più, che sia nato dentro INSIEL, che abbia vissuto dentro INSIEL, che abbia capito che il cambiamento di questa azienda e il riposizionamento che stiamo cercando di darle e che si merita, perché io ne racconto un altro aneddoto. Nelle ultime 4 settimane ho fatto, perché ne sentivo proprio la necessità, ho fatto un percorso di avvicinamento a tutti i colleghi, per cui ho organizzato 10 appuntamenti in azienda dove ho visto diversi colleghi ogni volta, dove ho raccontato un po' la mia storia e ho dato la visione di quello che potrebbe essere la nuova regione, il nuovo Friuli Venezia Giulia digitale. E devo dire che molti di loro mi hanno detto che erano veramente diversi anni che aspettavano qualcuno che dicesse queste cose, perché ritengono che l'azienda abbia effettivamente una competenza, un ruolo strategico così importante che non può essere sprecato. Oggi, se noi pensiamo alla pubblica amministrazione, a tutto quello che la pubblica amministrazione deve fare per aumentare la competitività e l'efficienza dei suoi servizi, e pensiamo a quali sono le armi che ha una pubblica amministrazione che vive un percorso di spending review e di abbassamento dei costi, l'unica cosa che può fare è iniettare all'interno del sistema il digitale, che è un abbattitore di costo fantastico, perché permette di ridurre gli sprechi, no? E di aumentare l'efficienza. Quindi noi ci troviamo oggi a governare un'azienda che io ritengo essere la più strategica in assoluto per la Regione, e siamo convinti che questa azienda, nella quale tra l'altro da poco più di 2 settimane è arrivato il nuovo direttore generale, la dottoressa Filippini, sarà assolutamente strategico per il cambio che stiamo dando e per il nuovo futuro che immaginiamo per i nostri cittadini. Insomma. Scusi la deformazione giornalistica, ma insomma, da quello che mi diceva mi fa capire che INSIEL insomma, potrebbe a breve fare una campagna di assunzioni, insomma, sa che la notizia... Insomma, certo, beh, non è, diciamo, una notizia che esce per la prima volta, certo. È una cosa che stiamo dicendo da qualche tempo. Nei prossimi 3 anni prevediamo diciamo, l'assunzione attraverso dei tirocinio, degli stage retribuiti, di personale qualificato, diciamo, che presumiamo siano, insomma, persone abbastanza giovani, neolaureati, da poter affiancare a persone interne ad INSIEL molto competenti, affinché ci sia, diciamo, un rapporto quasi osmotico di scambio di competenza, affinché chi ormai ha, diciamo, maturato una certa competenza possa trasmetterla a chi arriva con tutto l'entusiasmo dell'università e che ha voglia di mettersi in gioco, no? Per poter crescere all'interno dell'azienda. Quindi sì, è previsto, insomma, che ci sia un percorso che porti nuovi talenti all'interno dell'azienda. Ecco, in questo percorso di apertura sempre più anche ai cittadini c'è anche il nuovo sito e una svolta, diciamo così, social dell'azienda. Sì, abbiamo deciso di partire subito con il lancio del nuovo sito internet e l'apertura dei nostri profili sia su Facebook, a cui invito i telespettatori che avessero Facebook a mettere il mi piace, scusi diciamo, la marchetta pubblicitaria. Abbiamo aperto anche il profilo su Twitter e anche lì ci possono seguire, e abbiamo anche un profilo su LinkedIn, che in questo momento è la piattaforma social più diciamo, conosciuta ed utilizzata per lo scambio di competenze professionali, perché siamo convinti, diciamo, la scelta alla base dell'apertura dei profili social e del nuovo sito internet, che è un sito tra l'altro responsive che permette di essere visualizzato su qualsiasi dispositivo, quindi anche sugli smartphone, è proprio un cambio di atteggiamento. I social network che cosa hanno portato come innovazione negli ultimi, diciamo, 7-8 anni? Hanno portato un modo di interagire tra cittadini bidirezionale. Mentre il sito internet è una modalità, diciamo, monodirezionale, unidirezionale, dove io racconto qualcosa ma non ho la possibilità di poter interagire, i social network permettono proprio invece l'interazione, perché noi vogliamo avere un rapporto diciamo, di dialogo, di apertura verso il territorio, a cui vogliamo raccontare le cose che facciamo, i nostri servizi, perché è giusto che vengano raccontati, che si sappiano, ma è giusto anche che si recepiscano commenti positivi, nella maggior parte dei casi, qualche commento negativo, che però lo prendiamo come stimolo al miglioramento. Quindi io invito veramente i telespettatori a seguirci su tutti i canali social che abbiamo,
per fare di questa azienda un'azienda sempre più partecipata e vicino alle reali esigenze, perché chi meglio degli utenti sa come vanno fatte le cose, no? Io prima di essere presidente sono anche cittadino di questa regione, Certo. e quindi sono il primo che riconosce diciamo, la necessità di fruire da dispositivo mobile dei servizi. Quando vado all'ospedale voglio che il servizio sia fatto in un certo tipo. Quando uso la connettività, magari nei punti di connettività wifi che eroghiamo sul territorio regionale, esigo che quel collegamento sia un collegamento di qualità. Ecco, noi lo raccontiamo attraverso questo nuovo modo e invitiamo le persone ad avvicinarsi a noi. Ecco, dal punto di vista operativo abbiamo parlato di sanità, abbiamo parlato, diciamo così, dei decreti dei direttori d'area regionale. Su che altri campi è impegnata il SIEL per altre ulteriori innovazioni in questo momento, o su che progetti di cui possiamo parlare e spiegare ai cittadini? Allora, diciamo che in questo momento abbiamo due grandi, diciamo traguardando la fine dell'anno, abbiamo due grandi obiettivi che vogliamo, anzi direi due per citarne alcune, perché ne abbiamo molti di più, siamo molto ambiziosi, diciamo. Due obiettivi grandi sono le due riforme che la Regione sta portando avanti, anzi le tre grandi riforme. Una è la riforma della sanità, su cui diciamo, abbiamo dato un contributo direi fondamentale a cavallo d'anno per fare in modo che la riforma diciamo, diventasse esecutiva in un momento particolarmente delicato. Stiamo lavorando direi in maniera molto sostenuta per la riforma delle UTI, quindi le unioni territoriali intercomunali, e quindi il nuovo assetto che prenderanno i comuni della nostra regione. Quindi quello che diciamo, arriva dopo le province, diciamo così. Esattamente, okay. Esattamente. Riforma che è assolutamente strategica in un'ottica di abbattimento dei costi e di generare quelle economie di scala che possono essere così utili in un momento in cui le risorse sono sempre più scarse. C'è poi la riforma delle attività produttive e del sistema produttivo che stiamo seguendo da vicino, e poi c'è direi un obiettivo di più ampio respiro, che è un cambio di missione dell'azienda, che storicamente è un'azienda che produce software e invece si è data l'obiettivo di essere un erogatore di servizi, un integratore di sistemi a servizio della regione. E quindi da questo punto di vista vediamo in quest'anno e anche nel prossimo un deciso cambio nell'organizzazione, nel modo in cui le persone lavorano, quindi un lavoro che diventerà sempre più per progetti, per obiettivi a cui agganceremo dei premi di risultato, e quindi un nuovo modo proprio di fare azienda, perché le persone e i colleghi di Insier veramente chiedono un cambio da questo punto di vista, e io l'ho visto negli incontri che ho fatto, veramente una voglia di cambiare, di essere sempre più al servizio del cittadino, essere più vicini al cittadino proprio. Ecco, non posso non fare anche una domanda, diciamo, sotto il profilo giornalistico in passato c'erano state insomma qualche tensione con i sindacati, quali sono i rapporti ora in questo momento? Sono vissute situazioni di criticità soprattutto in passato, quando ci fu la scissione, no, tra la parte di Insier rimasta in house, quindi insomma sotto l'egida della regione, e l'altra che agisce sul mercato e che peraltro va proprio a passare i propri sistemi informatici, a realizzarli per tante altre regioni italiane, fatto che dimostra insomma la qualità, perché altrimenti non verrebbero da quella parte di Insier, ma comunque da noi. Rapporti sindacali, com'è la situazione? Ma io direi che sono, diciamo, quando sono arrivato ho trovato un rapporto particolarmente tiepido, diciamo così, freddo, tiepido, che derivava chiaramente dal trascorso dell'azienda, soprattutto nel 2014, che lo ricordo ai telespettatori, l'azienda ha avuto la sfortuna di perdere tragicamente il mio predecessore nell'ottobre dello scorso anno, l'ingegner Pozza, tra l'altro persona assolutamente diciamo una persona che io ho veramente stimato dal punto di vista aziendale, a cui poi io sono succeduto. Chiaramente da quando lui è venuto a mancare a quando io sono arrivato c'è stato un periodo in cui chiaramente i rapporti con le rappresentanze sindacali si sono un po' raffreddati. Dopo il mio arrivo ho voluto subito avere, diciamo, un incontro, poter ribadire la totale apertura che abbiamo nei confronti dei colleghi tutti, nei confronti delle rappresentanze sindacali a cui chiaramente le vediamo come un partner nella volontà di poter ridisegnare anche gli obiettivi che questa azienda si sta dando. Direi che i rapporti sono decisamente migliorati, ci siamo visti diverse volte, proprio oggi c'è stato un ulteriore incontro con le rappresentanze sindacali.
si dialoga, chiaramente ogni tanto si va d'accordo, ogni tanto si litiga, ma direi che è assolutamente nella natura di tutte le cose e anche di questa qui, insomma. Per dare un'idea, non so se è possibile fornire una risposta, diciamo, di quanto il SIEL entri nella vita dei cittadini, si può fare una stima come dire, di quanti cittadini ogni giorno in un anno accedano ai servizi di SIEL, quindi le prenotazioni sanitarie, queste cose qua? Si può dare un ordine numerico per capire, insomma, quanto è fondamentale per la vita di ogni giorno? È molto semplice, il 100%. Cioè tutti i cittadini del Friuli Venezia Giulia nel corso di un anno, direi che forse anche nel corso di qualche mese, ma diciamo nel corso di un anno sicuramente vengono a contatto con i nostri servizi, perché dovete pensare che qualsiasi, diciamo, tutta l'architettura informatica, tutte le infrastrutture, direi che quasi la totalità del software che viene erogato negli uffici regionali, presso i comuni, presso la sanità, tutta la connettività, quindi internet, che arriva per esempio in tutte le sedi municipali, questo famoso progetto Hermes che noi stiamo portando avanti da diverso tempo e che quest'anno vedrà il suo completamento, direi che praticamente non c'è nessun cittadino del Friuli Venezia Giulia che durante l'anno non tocchi, anche magari in modo marginale, uno o più dei servizi che facciamo. Pensiamo ad esempio a quando andiamo in comune per andare all'ufficio anagrafe, oppure tutta la parte dei tributi, quando paghiamo le tasse. Ecco, tutti questi servizi hanno alla base un sistema informativo pervasivo, sistema informativo regionale, su cui diciamo, soggiacciono questi servizi, e quindi direi che ogni cittadino, auspicando che tutti paghino le tasse, usufruisce dei nostri servizi. Certo, noi poi insomma siamo legati anche a quegli aggiornamenti sotto elezioni, quando i cittadini vanno a votare, poi ci sono questi aggiornamenti continui su cui noi giornalisti in quelle giornate siamo lì davanti al video, con i servizi offerti proprio da INSIEL ad aggiornarci sugli ultimi dati quasi minuto dopo minuto. Allora io ringrazio molto Simone Puksic, nuovo presidente di INSIEL, per averci dato un po' il quadro della nuova missione dell'azienda. Chissà che non ci ritroviamo qui tra qualche tempo a parlare di qualche nuovo progetto di INSIEL. Molto volentieri, ogni volta che mi invitate io vengo. Benissimo. Grazie. Grazie ancora a Simone Puksic, restate con noi, vi ricordo il telegiornale alle 19:30 con Laura Bucarella, poi questa sera alle 21 c'è Ring, parleremo di lavoro, occupazione, perché vigilia di 1° maggio, quindi l'argomento è chiaramente quello. Buona serata con i programmi Tele4.